San Nicolò, santo patrono dei vetrai, è naturalmente una ricorrenza profondamente sentita a Murano. Il 6 dicembre il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, celebrerà la Santa Messa nella Basilica dei Santi Maria e Donato, prima di spostarsi nella Sala San Gerardo per il taglio del nastro della tradizionale mostra di beneficenza dei maestri vetrai. Un'occasione per l'intera comunità di sentirsi parte di un patrimonio unico, conosciuto in tutto il mondo e che affonda le sue radici nella storia dell'isola. Esistono tracce di questa ricorrenza riconducibili al XV secolo, dove ovviamente si manifestava in varie forme, ma sempre legate alla solidarietà, dove i maestri, tutti insieme, producevano delle opere che venivano donate in beneficenza. La storia di questa antica tradizione si sposa oggi con la contemporaneità. Il Comitato Murano e San Nicolò ha infatti introdotto un nuovo regolamento che prevede la scelta di un tema per le opere della mostra di beneficenza. Quest'anno è I maestri muranesi interpretano il vetro di Carlo Scarpa. Si verrà così a creare una collezione di pezzi unici creati per l'occasione, stimolando i maestri vetrai ad esplorare nuovi territori artistici. Tramite questa celebrazione i maestri, slegandoli dalla produzione corrente di ogni giorno, chiaramente si sentono stimolati, oggi ancora di più, da un tema che gli dà delle linee guida, a progettare un oggetto che abbia un senso estetico, e quindi gli si praticamente impone di ragionare sull'estetica e anche sulla colorazione e soprattutto sulla tecnica, e poi anche sulla novazione.